Con Andrea Facchini, il tecnico del Forte dei Marmi, per commentare una vittoria qui al Palerignani e il coronamento di una stagione fantastica che vi mette al primo posto contro ogni aspettativa, ma forse tu lo sapevi. Buonasera a tutti intanto. Diciamo che sì, contro ogni aspettativa, perché gli obiettivi erano totalmente diversi, era di far crescere questi ragazzi qui e sotto quell'aspetto lì è stato centrato. In più ci abbiamo messo una stagione straordinaria di sacrificio da parte di tutti i ragazzi. Faccio un piccolo esempio, che faccio anche tanti auguri a Gabriel Ambrosio, che nella penultima partita ha preso 14 punti in bocca, 7 dentro e 7 fuori, ha fatto di tutto per essere qui presente stasera, per coronare insomma una stagione, tutta la stagione. Però purtroppo non c'è riuscito perché la ferita si è aperta e quindi non è potuto è venuto a vedere ma non ha potuto giocare. Questo per dire che c'è un gruppo molto unito, molto sincero, molto vero, che durante la settimana ha sempre il massimo. E appunto per questo io le ringrazio, perché è stata una stagione fantastica sotto ogni aspetto. Ho sentito veramente l'affetto, quello che ho dato io a loro me lo sono sentito addosso per tutta la stagione e quindi gli dico veramente grazie di cuore. Faccio il tifoso sognatore di hockey e mettiamo che questo lodo seconda squadra non esiste. Se andrebbero a giocare i playoff, perché questi meritano davvero la 1 e ne beneficerebbe anche il movimento italiano. Sì, purtroppo avendo noi la prima squadra non possiamo fare i playoff. Io credo che loro magari se la meritavano di fare i playoff, come era poi fino a qualche anno fa, però giustamente è bene che le squadre che non hanno le prime squadre in A1 facciano loro i playoff per poi salire, per dare più spazio e più visibilità a tutte le squadre. Più il movimento cresce meglio è, però ripeto, sono stati veramente incommiabili e non ha mai una partita giocata sotto livello, anche quando abbiamo perso, ma abbiamo sempre retto il campo, retto bene, giocato. Tutti hanno praticamente toccato pista, sono cresciuti e quindi questo a me mi fa solo